addirittura c'era battezzato associazione di categoria erroneamente, o addirittura venivamo additati come un movimento politico. Abbiamo fatto uno sforzo nel primo biennio colossale di epistole, di lettere, di missive, di sms, di presentazioni, conferenze stampa, per spiegare alla gente che in Sardegna un gruppo di cooperative molto liberamente, visto che si dice a più riprese fate sistema nell'artigianato, nel turismo, nella sanità, nel sociale, e fuori dalla Sardegna ci sono tante esperienze che fanno sistema, noi semplicemente avevamo deciso di fare sistema e ci siamo messi in bocca questa parola grossa che era collegata anche all'eticità del fare sistema, cioè l'etica delle relazioni. Quindi fondamentalmente chi aveva mal interpretato il progetto è stato da noi tutti, da tutti i rappresentanti. Non mi riferisco a me che ogni volta mi mettete a parlare, mi riferisco a ognuno di voi che nelle relazioni della quotidianità forse si è speso con altri cooperatori spiegando quale fosse la natura del progetto, e abbiamo fatto 2 anni di fatica vera spiegando alla gente che noi semplicemente eravamo apolitici, non avevamo alcun legame con un'associazione di categoria, meglio, ognuno conservava il suo legame, il suo intendo dire come cooperativa, con la sua autonomia giuridica verso le associazioni datoriali che ritenesse utile avere al suo fianco, ma noi eravamo un gruppo di imprese